Presentato stamani presso la sede dell'ASP di Agrigento il progetto Sciacca Cuore 2019, ospedale, territorio, aggiornamento in cardiologia delle linee guida alla pratica clinica che si svolgerà nella città di Sciacca dal prossimo 22 al 24 marzo presso l'ex convento di San Francesco. L'evento riunirà i cardiologi da ogni parte d'Italia. A fare gli onori di casa il dottor Giulio Santonocito, direttore generale dell'ASP, il dottore Silvio Lobosco, direttore sanitario, il dottor Ennio Ciotta, direttore cardiologia dell'ospedale Saccense. Il mio esordio ancora no, non siamo ancora, come sapete, ufficialmente individuati come direttori generali, io e i miei colleghi siamo ancora commissari, però il percorso è già avviato, quasi concluso, e questo è importante perché avanti abbiamo 3 anni di lavoro, 3 anni di attività da impiantare in modo capillare. Vorrei che questi 3 anni fossero 3 anni dedicati veramente all'utenza, dedicate a quelle che sono le cose più importanti che un'ASP eroga, e cioè la salute a tutto tondo, non solo l'intervento di sanità pubblica immediata nel momento dell'acuzia e della patologia, ma anche la prevenzione, anche l'educazione agli stili di vita. E questo sarà la linea guida dei prossimi 3 anni che ci aspettano insieme. Quindi spesso ricorrerò a voi, spesso ricorrerò ai media per veicolare questo messaggio, come dicevo poc'anzi, per spiegare che non è solo un problema di diritti e di doveri dell'utenza nei confronti dell'ente ospedale e l'ente ASP e viceversa, è anche un problema di modalità di accesso ai servizi. Bisogna spiegare il come fare per accedere rapidamente ai servizi sanitari, e questo sarà il nostro impegno in questi 3 anni. Un convegno importante, per tornare alla sua domanda, perché affronta il tema delle linee guida in cardiologia e quindi dell'aggiornamento continuo in una patologia così delicata come quella cardiologica. Lo affronta con un parterre completo dove vedremo l'area universitaria, l'area ospedaliera, tutte insieme ad affrontare tematiche molto importanti. Lo affronta sotto il profilo dell'aggiornamento, dell'aderenza alle linee guida e della rete, del fare rete, come dicevo poc'anzi in conferenza stampa, del fare rete attorno a un percorso che è quello del cuore, che parte dal domicilio del paziente e arriva all'emodinamica, arriva alla riabilitazione successiva. Ecco, non dimentichiamo tutti gli anelli di questo percorso, che sono tutti importanti, tutti saranno affrontati nel corso del convegno, che si pone come un inizio, un reinizio di questo percorso, che è quello della costruzione della rete cuore all'interno della provincia di Agrigento, dove già funziona molto bene. Tanto ancora va fatto insieme con gli altri interlocutori, insieme col 118, insieme con tutti i medici specialisti del territorio. Abbiamo un percorso da affrontare e da portare a termine. Un momento che scandisce l'interesse dell'azienda e delle unità operative che afferiscono all'ASP di Agrigento per la prevenzione, per il trattamento e per il perfezionamento dei percorsi diagnostico-terapeutici attinenti ad argomenti di assoluto rilievo come quello della cardiopatia ischemica nelle fasi acute e anche nelle fasi croniche dello scompenso cardiaco, e quindi di tutti i rimedi che si possono porre in essere, si debbono porre in essere, primo per evitare che si realizzino questi quadri e secondo per limitarli e per attuare tutte le metodiche di contenimento delle manifestazioni cliniche e soprattutto di prevenzione dell'evoluzione di esse. Abbiamo scelto Sciacca in collaborazione con la cardiologia di Agrigento per spostare un pochettino il baricentro da Agrigento a Sciacca e valorizzare un territorio che offre sicuramente delle tecniche di eccellenza. Il congresso si svolgerà nei giorni di venerdì, sabato e domenica, parteciperanno tutte le cardiologie siciliane, è stato organizzato dalla cardiologia di Sciacca in collaborazione con quella di Agrigento, con l'emodinamica di Sciacca stesso e con l'Università di Palermo e di Catania. Saranno presenti anche professionisti provenienti da altre parti d'Italia, significa da Napoli, da Tor Vergata a Roma, dalla Sapienza di Roma, da Milano, da Trieste, e sicuramente ci sono tutti gli ingredienti per una buona riuscita tecnico-scientifica dell'evento stesso.